Il governo Musumeci mette a disposizione 11 milioni di euro per sostenere gli investimenti nelle strutture dei servizi socioeducativi per la prima infanzia. L'assessorato regionale alla famiglia ha approvato la graduatoria provvisoria relativa alla seconda finestra dell'avviso 9.3 del POFES 2014-2020. A essere finanziati saranno 69 progetti presentati da vari enti, cooperative, associazioni, imprese sociali. Ad appena 4 mesi dalla presentazione delle istanze, sottolinea il Presidente della Regione Musumeci, si è concluso così l'iter istruttorio con l'approvazione della graduatoria provvisoria che diventerà definitiva dopo 30 giorni dalla sua pubblicazione sulla CURS. Dopo aver finanziato con la prima finestra 20 progetti per un totale di 3 milioni di euro, stiamo per finanziarne altre 69 per un totale di 11 milioni di euro. A breve, visto che sono rimaste somme per altri 4 milioni di euro, procederemo con un terzo avviso per le stesse finalità. La misura prevede la concessione di contributi per lavori di ristrutturazione e adeguamento, compresa la fornitura di arredi e di attrezzature, nelle strutture di servizi socioeducativi per la prima infanzia come asili nido, micronido, spazi gioco e centri per bambini e le famiglie. È intendimento dell'assessorato alla famiglia, afferma Antonio Scavone, ottimizzare così il percorso di regolamentazione dei servizi a favore del sistema di istruzione da 0 a 3 anni, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 65 del 2017, ciò al fine di realizzare un progetto rivolto alle diverse misure dei bambini e nella considerazione degli step del processo evolutivo di ciascuna persona e dei tempi differenti che lo contraddistinguono.